all'oscurità mi nascondevo e le forze mi lasciavano con tutto me stesso. Poi provavo ad uscirne ma stavo soltanto vagando. Ma quando la strada finì, fu lì che io conobbe lui, mi disse che non ero solo. Mi scelse e poi mi riportò sul suo terreno stabile. Grazie maestro, grazie Signore. Il cuore mio guarì, mi trasformò, sarò per sempre libero. Grazie maestro, grazie Signore, grazie Dio. Non potrò mai negare che ti vedo e credo in te, ogni mio dubbio diventa cenere e dico all'oscurità e dai vecchi pesi che non sono i benvenuti. No, non c'è spazio qui, su loro io camminerò e canterò di un figlio che mi scelse e poi mi riportò sul suo terreno instabile. Grazie maestro, grazie Signore. Il quale mio guarì, mi trasformò, sarò per sempre libero. Grazie maestro, grazie Signore, grazie Dio. Noi ti ringraziamo Gesù, grazie per questo momento dentro l'oscurità mi nascondevo e le forze mi lasciavano con tutto me stesso, poi provavo ad uscirne ma stavo soltanto vagando io. Ma quando la strada finì, fu lì che io conobbi lui, mi disse che non ero solo mi scelse e poi mi riportò sul suo terreno stabile. Grazie maestro, grazie Signore. Il quale mi guarì, mi trasformò, sarò per sempre libero. Grazie maestro, grazie Signore, grazie Dio. Adesso noi dichiareremo l'inferno no mi avrà, io libero sono. L'inferno non mi avrà, io sono libero. Dichiari questo. Ancora una volta. L'inferno non mi avrà, io sono libero. L'inferno non mi avrà, io sono più forti. L'inferno non mi avrà, io sono libero. L'inferno non mi avrà, io sono libero. Mi scelse e poi mi riportò sul suo terreno instabile. Grazie maestro, grazie Signore. Il cuore mio guarì, mi trasformò, sarò per sempre libero. Grazie maestro, grazie
grazie Signore, scelsi e poi ti riportò. Grazie Maestro, grazie Signore, il cuore mio guarì, mi trasformò, sarò per sempre libero. Grazie Maestro, grazie Signore, grazie Dio. Noi ti ringraziamo Gesù. Alleluia. Possiamo fare insieme una preghiera per iniziare questo culto, per consacrare tutto ciò che noi faremo qua al nostro Dio. Padre, noi vogliamo ringraziarti per un'altra settimana che è passata. Ti ringraziamo perché tu sei sempre fedele, la tua fedeltà ci accompagna ovunque noi andiamo, Padre. E noi siamo qui oggi, Signore, per consacrare questo culto a te, che tutto ciò che noi faremo, Signore, dalla preghiera alla lode, Signore, alla parola che sarà ministrata, Signore, che possa parlare di te, che possa essere tutto su di te, Signore. Che noi possiamo lasciare fuori da qui, Signore, ogni peso, ogni preoccupazione, Signore, che ci è stata lanciata, era stata lanciata su di noi durante questa settimana, Signore, che noi possiamo concentrare la nostra mente, Signore, che noi possiamo focalizzare il nostro sguardo su di te, Signore, che tutto possa essere per onorare, glorificare ed esaltare il tuo nome, che tu sei degno, Signore, tu sei l'autore e consumatore della nostra fede e noi siamo qui per renderti onore e gloria, Padre. Amen. Noi ti ringraziamo. Insieme, so che mi chiami per camminare, so che mi chiami per camminare nella certezza, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Dichiara: non per ciò che vedo, no, ma fisso lo sguardo sull'auto della mia fede. Ancora una volta, so che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Dichiariamo insieme: fissa l'eternità in me, Gesù. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. La ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui. La ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo. Fisso lo sguardo sull'autore e no per ciò che vedo,
per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autor e consumator della mia fede. Fisso lo sguardo sull'autor, fisso lo sguardo sull'autor, fisso lo sguardo sull'autor e consumator della mia fede. Dichiariamo ancora una volta, fissa l'eternità. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è. Dichiara questo al Signore: la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, la ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autor e consumator. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autor e consumator della mia fede. Fisso lo sguardo sull'autor, fisso lo sguardo sull'autor, fisso lo sguardo sull'autor e consumator della mia fede. Alleluia. Alleluia. Spirito Santo. Yes. Chi è come te? È Gesù, e non c'è nessuno uguale a te, mansueto e umile, non c'è nessuno uguale a te. E non c'è, è meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso. Tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Chi
come te. Dichiarami sempre Gesù, Gesù, e non c'è nessuno uguale a te. Mansueto e umile, non c'è nessuno uguale a te. Non c'è, è meraviglioso e ammirabile, così sublime e glorioso. La tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita. È meraviglioso, dichiari, è ammirabile, così sublime, glorioso. La tua presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Presenza è più desiderabile di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Ah, come aspetto il giorno in cui vedrò il volto del mio amato.
la tua presenza è più desiderabile, è più dell'oro, meglio della vita è il tuo amore meraviglioso, insieme e ammirare, così sublime e glorioso, la tua presenza, la tua di tutto l'oro, meglio della vita è il tuo amore. Come aspettiamo il tuo giorno, Signore, in cui l'allegria sarà infine per sempre. Come aspettiamo quel giorno per vedere il tuo volto. Sarà bellissimo, sarà grandioso, indimenticabile quel giorno in cui sentiremo la tua presenza completa, in cui troveremo con te nelle nuvole. I morti risusciteranno per primo. Oh, ma c'è una cosa: nel giorno che il Signore Gesù arriverà per riscattare la sua chiesa, questa chiesa deve essere una chiesa senza marchia, senza rughe, con le vesti pulite. Le mie candele sono accese, sono qui che aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, sì, Maranatha, Maranatha. Le mie candele sono accese,
le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni. Ora vieni, Maranatha, Maranatha. Le vesti bianche le ho già messe per te. Sono qui che ti aspetto, vieni, parla con me, Maranatha, Maranatha. Ora vieni, Maranatha. Noi ti aspettiamo, Signore. Spirito Santo. Hai fuoco negli occhi, io no. Sei bellissimo. Canti a Lui. Io apro la porta al mio. Vuoi abitare qui, vuoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo. Tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato. Vuoi abitare qui, vuoi abitare qui. La terra chiama, la terra chiama, chiama, chiama. Vogliamo la terra chiama, oh, la terra chiama, chiama, chiama. Vieni, vogliamo vedere il cielo qui. Ancora una volta, la terra. Vieni, il cielo è qui. La terra chiama, oh, la terra chiama, chiama, chiama. Vieni, vogliamo vedere il cielo qui. Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni. Strappi i cieli, scendi. Maranatha, ora vieni. Maranatha, ora vieni.
discendenti di Davide, l'uomo più importante. Lui ama la giustizia e odia la iniquità. I discendenti di Davide, l'uomo più importante. Lui ama la giustizia e odia la iniquità. Di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia l'iniquità, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Solo la batteria, la chiesa che ruggisca il leone. Di Gesù, che ruggisca il leone della terra. Che meraviglia! Di Gesù che ruggisca il leone nella terra trema davanti alla maestà di Gesù. Ruggisca il leone nella terra trema davanti alla maestà di Gesù. Tu puoi alzare la tua voce in questo momento. Alza la tua voce. Alza la tua voce. E comincia a dichiarare su questa nazione libertà. E comincia a dichiarare su questa nazione ginocchia che si piegano alla presenza di Gesù. E comincia a dichiarargli che la tradizione non impedirà che ruggisca il leone in questa nazione. Padre, nel nome di Gesù, noi chiediamo questa sera, noi preghiamo per questa nazione, noi preghiamo, Signore, perché questa nazione è tua, questo popolo è tuo. Signore, tu hai comprato questo popolo, tu hai comprato questa nazione e noi vogliamo dichiarare la tua maestà su questo luogo, Signore. Non esiste nessun trono, Signore, che non sia il tuo, non esiste nessuno che può sedere sul trono, Gesù, che non sia te. Padre, che ruggisca i leoni davanti a ogni circostanza, ogni problematica, ogni cosa che il nemico alzerà contro la nazione scelta del Signore. Padre, nel nome di Gesù, noi dichiariamo, noi profetizziamo, noi innalziamo la nostra voce, noi dichiariamo che ruggisca il leone e che la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Noi dichiariamo che ruggisca il leone e che la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Noi dichiariamo che ruggisca il leone e che la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Noi dichiariamo che ruggisca il leone e che la terra trema davanti alla maestà, alla maestà di Gesù, di Gesù. E ruggisca e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. E ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Alleluia. Il tuo nome è più alto, è più grande, Gesù. Cercano di innalzare troni a di altri dei,
noi dichiariamo, Gesù, che in questa nazione esiste un popolo scelto che proclamerà il tuo regno, che proclamerà il tuo Evangelo, che proclamerà la gioia di Cristo. La gioia di Cristo, Gesù. Nessuno fermerà il popolo di Dio in questa nazione. Nessuno fermerà il popolo di Dio in questa nazione. Noi siamo un popolo scelto di Dio. Gesù, a tua presença. Entronizziamo, Signore, colui che è degno di essere onorato e lodato questa sera. A te la gloria, a te la gloria, a te l'onore, Gesù. A colui che ci ha salvato, a colui che ti dà salvezza, sia l'onore, sia la gloria, sia l'onore, sia la gloria, per sempre, sempre, sempre. Amém. Noi ti celebriamo, Gesù. Noi celebriamo il tuo nome, Gesù. Tu sei meraviglioso. Ci adoriamo, Gesù.
Gesù è qua. Gesù è qua. Il suo spirito si sta muovendo tra di noi. La sua presenza è viva e reale in mezzo a noi. Il leone che verrà è in mezzo a noi. L'agnello che è morto è in mezzo a noi. Il Signore della nostra vita è qua. E dove c'è Lui c'è guarigione. Dove c'è Lui c'è benedizione. Dove c'è Lui la sua presenza riempie ogni cosa. Il mio desiderio è che questa presenza possa accompagnarci ogni momento della nostra vita. Che tu possa sentire questo stesso spirito ogni istante dei tuoi giorni. Quando ti senti solo, quando ti senti debole, invoca il nome del Signore. Dichiara quello che abbiamo dichiarato questa sera. Le mie vesti sono bianche, sono qua per te. Maranata, vieni presto, Signore Gesù. Vieni qua, ti sto aspettando. Vieni qua, ti sto aspettando. Questo Gesù possa riempire completamente il tuo cuore, il tuo spirito, la tua anima, la tua vita. Amen. Possiamo fare un grande applauso al nostro Signore. Questo stesso clima di lode, di adorazione, voglio invitarti in questo momento a portare le offerte, le decime che oggi hai sentito in cuore di consegnare alla casa del Padre. Facciamo una preghiera per queste offerte. Sai che puoi offertare qua nella cassetta, ci sarà la nostra sorella di Eula là dietro che può aiutarti con la carta, col POS, se vuoi fare in questo modo. Ci sono le buste di missioni, se vuoi aiutare nell'opera missionaria, ma che possa essere un altro le nostre decime e le nostre offerte. Signore, benedicile, consacrale, che possano essere veramente la nostra migliore adorazione questa sera, un'adorazione sincera, un'adorazione fatta col cuore come quella che ti abbiamo fatto fino a questo momento. Benedicile, Signore, affinché possano essere utili per la tua opera, per l'avanzamento del tuo regno su questa terra. Benedici, Signore, la tua Chiesa e ogni famiglia che in essa si trova. Che la tua mano continui a essere su di noi per il resto del culto e per ogni istante della nostra vita. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen, pace del Signore a tutti, buonasera. Che presenza di Dio che abbiamo avuto fino a questo momento. Gloria a Dio perché è fedele, come abbiamo cantato prima. Noi possiamo confidare in Lui perché la sua presenza mai mancherà. Quando 2 o 3 si riuniscono nel suo nome per adorarlo, per lodarlo. Abbiamo parlato la settimana scorsa, no, di come Davide zelava per la presenza di Dio e per questo ha istituito 4.000 musicisti, ha costruito strumenti per tutti loro affinché potessero invocare la presenza di Dio in mezzo al popolo. Questa stessa presenza l'abbiamo sentita forte, viva oggi in mezzo a noi e per questo noi diamo ogni onore, ogni gloria al nostro Signore Gesù. Amen. Posso chiedere di accendere le luci così vi vedo? Che belli che siete. Voglio dare un avviso prima di passare al momento della parola. Solo uno ne abbiamo oggi di novità e l'avviso è che questo mercoledì ci dovrebbe essere il Be Brave come terzo mercoledì del mese, ma non ci sarà il Be Brave perché lo avremo domenica 31 agosto, Be Brave con titolo Cura. Molto bene, molto bene. Domenica 31 agosto alle 4:30 di pomeriggio sarà un tè delle donne, come si dice, sarà questo momento per voi donne della Chiesa, invitatene anche altre, sarà sicuramente un tempo di cura, di guarigione, un tempo di presenza. Quindi questo mercoledì non venite in chiesa alle 8 perché probabilmente non troverete nessuno, ma venite domenica. Ci sono altri avvisi di novità, abbiamo già presentato qualche volta il Be Running, adesso non lo ripresenteremo di nuovo, aspettiamo qualche settimana. Possiamo presentare la sala di intercessione se volete, ogni sabato dalle 7:30 alle 8 per chi non se lo ricordasse, abbiamo questo momento di preghiera nella sala pastorale, se vuoi partecipare, vuoi venire a intercedere insieme ad alcuni fratelli, sorelle, vieni pure. Sarà un momento di benedizione per voi, ma soprattutto sarà un momento di benedizione per la Chiesa che sarà benedetta dalla preghiera che sarà fatta. Qualcos'altro da presentare, giusto per non avere solo 1 o 2 avvisi? Domani non c'è niente. Lunedì sera alle 8, calcio con proposito. Aspetta, lunedì sera alle 8, calcio con proposito. Ecco. Quindi venite maschietti a giocare al calcio lunedì alle 8. Va bene. Un altro avviso che posso lasciare, ad esempio, è che abbiamo un gruppo di passaggi della Chiesa. Chi avesse difficoltà a venire in Chiesa perché non ha la macchina o qualche volta ha bisogno di venire, conoscete qualcuno che ha bisogno di venire in Chiesa ma non sa come arrivare, abbiamo un gruppo di passaggi della Chiesa gestito dal nostro fratello Alberto, non so, eccolo lì Alberto, lì in mezzo. Se qualcuno avesse bisogno, sa di qualcuno che ha bisogno, entrate in contatto con Alberto che vi aggiunge al gruppo, così che possiate o possano raggiungere la Chiesa. Bene, basta, finiti gli avvisi, momento della parola, preghiamo. Signore Gesù, in questo momento, Signore, vogliamo sentire una parola che venga da te, niente che venga da me, niente che venga dalla mia mente, neanche niente che venga dalla mia bocca semplicemente o dal mio cuore, ma qualcosa che venga dal tuo cuore, Signore, qualcosa che possa riempire veramente le nostre vite, cambiare i nostri intendimenti, trasformarci, Signore, far sì, Signore, che possiamo uscire da qua diversi da come siamo entrati. Per questo ti chiedo, Padre, di benedire la tua Chiesa attraverso questo momento, attraverso la tua parola. Benedicila e compi la tua buona, perfetta e gradita volontà in mezzo a noi. Per questo ti prego nel nome di Gesù. Amen. Bene. Libro dei Salmi,
capitolo di numero 34, versetto 8. Salmo 34,8, eccolo qua dietro di me, ma prima vi lascio una domanda che magari poi andremo anche a riprendere alla fine. È una domanda che troviamo all'interno della Bibbia, non me la sono inventata io. L'ha scritta sempre il nostro caro Davide, salmista Davide, nel Salmo 116, nel versetto 12, dice così: che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alcune versioni traducono così: che potrò ricambiare al Signore per tutta la bontà che ha usato verso di me? Questa è una domanda che Davide ci fa. Come potremmo ricambiare la bontà di Dio? Bene, il Salmo, come abbiamo detto, 34, versetto 8, dice così: provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Amen. Solitamente, chi lo sa, io ho diverse difficoltà a preparare una predica intera durante la settimana. Solitamente io preparo la predica il venerdì o la maggior parte delle volte il sabato. Comincio il venerdì, ma poi il grosso della predica lo preparo sempre il sabato. Ma questa settimana è stata un po' diversa, perché durante tutta la settimana Dio mi ha dato questa parola, bontà. E nonostante mi desse questa parola ogni giorno attraverso la Bibbia, attraverso fatti che sono accaduti e attraverso la conferma del suo spirito dentro di me, non riuscivo a preparare nulla su questa parola, bontà. Ho preparato una nota qua sul mio tablet per cominciare a preparare il sermone, l'ho chiamata bontà di titolo, è sempre rimasta in bianco per tutta la settimana. E siccome non mi arrivava niente, no, da parte dello Spirito Santo, l'altro ieri, ho cominciato a preparare un'altra parola, una parola, buona parola, io penso fosse una buona parola, chissà, forse un giorno la porterò, un'esposizione di alcuni versetti della Bibbia. Ma questa mattina, quando mi sono svegliato molto presto, alle 6, per terminare la parola, mi sono messo qua col mio tablet a casa e quando ho aperto il messaggio, il sermone che avevo quasi finito di preparare, lo Spirito Santo mi ha molto incomodato e mi ha detto: no, torna sull'altra pagina. Dio, l'altra pagina quale? No, quella che hai preparato a inizio settimana, bontà. Dio, è bianca quella pagina, cosa vado a fare su quella pagina? È sabato mattina, non so neanche, tutta settimana non ho saputo cosa scrivere. Torna sull'altra pagina. Vabbè, torno sull'altra pagina. Sono stato 3 ore e mezza, pensare, pregare, cosa posso predicare su bontà. Non che bontà sia un argomento difficile da predicare, Dio è buono, no? Ma non sapevo veramente che cosa portare. E quindi sono tornato sull'altra predica, ma ogni volta che aprivo l'altra pagina, l'altra nota qua sul tablet, che era quasi completa, era già pronta, lo Spirito Santo parlava al mio cuore: no, torna sull'altra predica. Io mi sono sentito come l'Apostolo Paolo, no? Vi ricordate? Una volta Paolo voleva andare a predicare in Asia, era convinto: vado a predicare là, vado a far ravvedere quel popolo dell'Asia minore. Lo Spirito Santo l'ha fermato e gli ha detto: no, tu non vai in Asia, tu vai in Grecia. Paolo aveva ragioni di andare in Asia, sì, lì c'erano chiese da fondare, c'erano tante persone da convertire, c'era un Vangelo da predicare, poteva andare in Asia, era una cosa buona. Ma lo Spirito Santo ha detto: no, tu non vai in Asia, tu vai in Grecia e là farai la mia opera.
mi sono sentito un po' così, no? Non è che quella parola era una parola brutta, era una parola eretica, niente di tutto ciò, ma lo Spirito Santo mi diceva no, questa è la parola, bontà, la mia bontà. E così un po' alla volta Dio ha cominciato a far sorgere questa parola nel mio cuore, e la mia preghiera è che in qualche modo possa toccare la vita di ognuno di noi, perché come abbiamo appena letto prima, Gesù ci chiede di provare e vedere quanto Lui è buono verso di noi. Noi sappiamo che all'interno della Bibbia Dio ci viene descritto in molti modi. Una delle forme con cui Dio ci viene descritto è chiamata in teologia antropomorfismo. Che cosa significa questo? Gli scrittori della Bibbia hanno cercato di farci capire com'è Dio attraverso delle similitudini che lo paragonano a noi, agli esseri umani. Cosa intendo con questo? Quando ad esempio c'è scritto la mano di Dio era sopra di noi. Ok, questo è un antropomorfismo. Perché? Perché Dio ha mani. Non sappiamo se Dio ha mani, quello che sappiamo è che Dio è spirito e quindi non possiamo essere certi che Dio abbia mani. O quando ci viene scritto nei Salmi che Dio si è chinato e ha posto il suo orecchio per ascoltarci. Dio ha orecchie? Non sappiamo se Dio ha orecchie. Questo è un antropomorfismo. Dio si può chinare? Non lo sappiamo. Sappiamo che Dio è spirito. Un altro modo in cui ci viene descritto Dio per farci capire come Lui è chiamato antropopatismo. Che cosa significa questo? È rappresentare Dio con sentimenti, con emozioni che noi conosciamo. Ad esempio ci viene scritto che lo Spirito Santo si può rattristare, ci viene scritto che Dio è un Dio geloso, ci viene scritto che Dio si può arrabbiare. Questi sentimenti, queste emozioni, tristezza, rabbia, ira sono parte di questo antropopatismo, ovvero emozioni che noi diamo a Dio per cercare di capire come Lui è, no? Cercare di capire il suo carattere. Ma c'è un altro modo ancora con cui Dio ci viene descritto, e sono i Suoi attributi. Gli attributi di Dio si distinguono in due categorie. Uno sono gli attributi incomunicabili di Dio. Che cosa significa? Onnipotenza, onnipresenza, onniscienza, eternità, preesistenza. Questi sono attributi incomunicabili, ovvero che Dio non ha comunicato a noi, non ha trasmesso a noi. Noi non siamo onnipotenti, noi non siamo onniscienti, noi non siamo eterni, no? Abbiamo una fine di giorni e un inizio di vita. Ma poi ci sono degli altri attributi che Dio invece ci ha comunicato. Sono attributi comunicabili: amore, misericordia, giustizia, bontà. Questo è un attributo comunicabile di Dio. Perché ho voluto fare questa introduzione? Perché la bontà come attributo di Dio non è un sentimento, non è un'emozione, non è un antropopatismo, come ho detto prima, è proprio un attributo di Dio. E non significa che Dio è gentile, non significa che Dio è un bonaccione che non sa distinguere il bene dal male, ma fa bontà a tutti in qualsiasi modo. No, la parola con cui viene descritta la bontà di Dio dall'originale greco, la leggo perché io non so il greco, è agatossine, e questa parola significa bontà morale attiva, ovvero la bontà di Dio, come ho detto, non è un sentimento, un'emozione, non è una gentilezza, non è una bontà come uno a cui va bene tutto, no? Uno che è buonissimo e quindi fa del bene di qua, di là, di qua. No, la bontà di Dio è una bontà morale, e noi dobbiamo intendere questo per andare a intendere bene che cos'è la bontà di Dio. Perché se noi pensiamo, c'è uno scrittore molto famoso, no? Lo scrittore che ha scritto ad esempio i libri delle cronache di Narnia, no? Molto conosciute, un certo Lewis, ha vissuto all'inizio del Novecento. Lui era uno scrittore ma era anche un teologo, no? E lui ha detto così: Dio è amore, ma l'amore non è Dio. Lui già stava profetizzando quello che sarebbe avvenuto un secolo dopo, ovvero nei giorni nostri. Oggi le persone stanno scambiando questa cosa.
difendono il fatto, scambiano il fatto che Dio è amore con il fatto che l'amore è Dio. E in nome dell'amore, che è diventato un Dio, si fanno le cose peggiori del mondo, le cose più brutte del mondo, no? In nome dell'amore, perché l'amore oggi è un Dio. Allo stesso modo, Dio è bontà, ma la bontà non è un Dio. Non è che noi dobbiamo essere buoni verso qualsiasi cosa senza poter distinguere il bene o il male. Non è così. Dio è bontà. La bontà non è Dio, ma Dio è bontà. Dio è buono. Ci viene confermato questo nella Bibbia quando un giovane ricco, nel Vangelo di Luca viene descritto come un capo della sinagoga, va da Gesù e gli dice: maestro buono, come posso fare per ereditare la vita eterna? Come posso fare per essere perfetto? Gesù gli risponde: maestro buono, perché mi chiami buono? Solo uno è buono, cioè Dio. Non è che Gesù si stava dissociando da Dio, dalla Trinità, no? Ma questo uomo riconosceva in Gesù un rabbino, un maestro, non il figlio di Dio. Ma successivamente Gesù usa questo stesso termine, bontà, per descriversi come Dio. E lui si presenta come il buon pastore, il buon pastore, il pastore buono, quel pastore che noi troviamo nel Salmo 23, no? Il salmo che tutti quanti conosciamo, quando Davide scrive: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque tranquille. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci una tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno ogni giorno della mia vita, ed io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Questo è il buon pastore, questo è il Dio buono che noi abbiamo su di noi. Gesù è buono, Dio è buono. E questo salmo è un salmo che ci parla di abbondanza. La mia coppa trabocca, riposerò su. Sicurezza. Però voglio farti una domanda: quanti qua hanno un buon pastore sulla propria vita? E non sto parlando di me, sto parlando di Dio. Voi dichiarate che avete un buon pastore sulla vostra vita? Allora ti faccio un'altra domanda di conseguenza. Se tu dichiari che tu hai un buon pastore, che il Signore è il tuo pastore, puoi dichiarare che nulla ti manca? Voglio essere un po' più preciso in questo, no? Puoi dichiarare che il lavoro che tu hai è il lavoro che sognavi da bambino, è il lavoro che hai sempre voluto fare, nulla ti manca, perché il Signore è il tuo pastore. Puoi dichiarare che la macchina che tu hai parcheggiato qua fuori è la macchina dei tuoi sogni, quella che quando guardi le riviste di macchine è quella che veramente vorresti. Puoi dichiarare questo? Ma il Signore è tuo pastore o no? Nulla ti manca. Tu puoi dichiarare che niente di male ti succede nella tua vita, perché il suo bastone e la sua verga ti proteggono da ogni male. Quindi tu puoi dichiarare che non ti succede mai niente di male. Puoi dichiarare che la tua famiglia è perfetta. Puoi dichiarare che il tuo lavoro è perfetto, che la tua salute è perfetta. Puoi dichiarare che la tua vita è perfetta, visto che il buon pastore è su di te. Oppure no? Fratelli, io sono sincero, guardando la mia vita con occhi umani,
non posso dichiarare tutto questo. Non posso dichiarare che tutto nella mia vita sia perfetto, così come Davide lo descrive nel Salmo 23. Eppure Dio è il pastore della mia vita. Gesù è il mio buon pastore. E allora come mai succede questo? Come mai, anche se abbiamo il buon pastore sulla nostra vita, la bontà di Dio è su di noi, ci succedono cose brutte? Non abbiamo tutto quello che vogliamo, non abbiamo questa coppa traboccante nella nostra vita. Come mai? Sapete, la generazione di oggi, profeticamente nella Bibbia, è comparata alla chiesa di Laodicea, una chiesa a cui Gesù scrive una lettera molto specifica nell'Apocalisse, al capitolo 3. E a questa chiesa di Laodicea Gesù dà un consiglio. E dice così: tu dovresti comprarti del collirio affinché possa vedere bene. Questo consiglio che Dio ci dà a noi, alla generazione di oggi, perché è a noi che sta parlando, è un consiglio che è molto importante. E molte volte, tra tutti i consigli che vengono dati alla Chiesa di Church, sono chiese con occhi chiusi, occhi che non ci vedono bene, occhi che non riescono a percepire appieno il mondo spirituale. E noi come cristiani abbiamo bisogno di avere una visione spirituale aperta, perché un tempo si vedeva di più l'agire di Dio, perché un tempo si vedeva di più la bontà di Dio su di noi. Sto parlando dei tempi biblici, ma sto parlando anche dei tempi dei primi secoli, dei padri della Chiesa. Sto parlando dei tempi della Riforma. Sto parlando di un secolo fa. Sto parlando dei tempi di chi lo sa, forse dei vostri nonni o forse dei vostri genitori, che magari vi raccontavano l'agire di Dio quotidiano nella loro vita e in ogni cosa vedevano l'agire di Dio. E oggi noi non stiamo più vedendo questo agire di Dio. Oggi noi facciamo fatica a distinguere la bontà di Dio su di noi. Ma come mai? La bontà di Dio è cessata. L'agire di Dio su di noi, del buon pastore, si è fermato. C'è un versetto meraviglioso in Isaia 64, il versetto 4. Isaia scrive così: non si è mai visto, non si è mai udito, gli occhi non hanno mai visto, gli orecchi non hanno mai sentito di un Dio come te, come il nostro Dio, che lavora, che agisce, che è buono verso coloro che sperano in Lui. Fratelli, la bontà, l'agire di Dio su di noi non è terminato. La bontà di Dio sulla tua vita, sulla tua casa non è finito. L'agire di Dio sulla tua vita, sulla tua famiglia non si è fermato. Sapete cos'è successo? Siamo noi, come Chiesa del giorno nostro, che ha smesso di vedere l'agire di Dio, che ha smesso di riuscire a intravedere la bontà di Dio su di noi. E Dio vuole che noi proviamo questo. Abbiamo letto all'inizio, abbiamo cominciato col Salmo 38: provate e vedete che il Signore è buono. Fratelli, Dio vuole che noi apriamo i nostri occhi spirituali per cominciare a vedere la sua bontà, per cominciare a vedere il suo agire quotidiano sulla nostra vita, perché il Dio che lavorava al tempo di Isaia è lo stesso Dio che oggi lavora, che oggi agisce verso coloro che sperano in Lui. Quanti qua sperano in Dio? Quanti qua sperano in Dio? E allora puoi stare sicuro che Dio non ha smesso di agire sulla tua vita. Quello che tu devi cominciare a fare, se oggi non vedi la sua bontà, se oggi non vedi il suo agire, è cominciare ad aprire i tuoi occhi spirituali, ad aprire la tua visione spirituale, e lì riuscirai a cominciare a vedere la bontà di Dio sulla tua vita. Dio desidera che tu la vedi, Dio desidera che tu la provi. C'è una cosa che mi fa impazzire, fratelli, mi fa innamorare di Dio, sapete cos'è? L'umiltà di Dio. Fratelli, Dio
incredibilmente e senza bisogno di esserlo, perché Dio è onnipotente, è onnipresente, è tutto, senza bisogno di esserlo, è umile. È un Dio umile. Uno dei versetti che ho già raccontato spesso, questa testimonianza, ma uno dei versetti che hanno marcato la mia conversione si trova in Malachia 3,10. Era un versetto che al tempo della mia conversione veniva citato quasi ogni culto in chiesa, perché nel momento delle decime, delle offerte, non si faceva magari solo una preghiera come spesso facciamo oggi, ma c'era sempre una parola delle decime delle offerte. E questa parola, il 99% dei culti, era basata su Malachia 3,10, che è un passo che ci parla di decime. Ma in questo passo la cosa che più mi ha catturato sempre l'attenzione e mi ha portato ad avere un patto, un compromesso con Dio, è che Dio dice così: portate oggi tutte le decime alla casa del tesoro e mettetemi alla prova in questo. Vedrete se io non aprirò le catarate, le finestre, le cascate del cielo e non riverserò su di voi così tante benedizioni che non saprete più neanche dove riporle. Dio ci dice: mettetemi alla prova. Non è necessario mettere alla prova Dio. Dio è infinito, Dio, abbiamo detto prima, ha attributi che noi non possiamo neanche immaginarci, ma Dio nella sua bontà, nella sua umiltà ci dice: mettetemi alla prova. Perché ci dice questo? Perché Dio desidera che noi gustiamo, che noi proviamo quanto Lui è buono nei nostri confronti. L'Apostolo Pietro in prima Pietro capitolo 2 ci dice: come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, se avete gustato che il Signore è buono. Dio vuole che noi assaporiamo, che noi gustiamo la sua bontà, che noi non solo la vediamo, che noi non solo ne abbiamo sentito parlare su un pulpito, che noi non solo abbiamo letto qualche versetto che testimonia questo nella Bibbia, che noi non solo abbiamo sentito testimonianze di fratelli, di sorelle che ci parlano della bontà di Dio. Dio vuole che noi proviamo sulla nostra vita la sua bontà, il suo agire. Ma per fare questo noi dobbiamo aprire i nostri occhi spirituali e cominciare a notare che Dio non ha mai smesso di agire verso di noi, che la sua bontà è una presenza costante sulle nostre vite. È una presenza costante. Pastore, in che modo posso cominciare ad aprire i miei occhi spirituali? Biblicamente io non posso dirti nessun altro modo se non prega per questo. Comincia a pregare perché Dio apre i tuoi occhi spirituali. Non c'è nessun segreto, non c'è nessuna strategia, nessuna malabarismo, come si dice in italiano, malabarismo, nessuna cosa strana da fare per riuscire a cominciare a intravedere il mondo spirituale. È soltanto pregare e chiedere a Dio che questo avvenga. Nel secondo libro dei Re c'è proprio un passo, no? In cui il profeta Eliseo si trova in una città insieme al suo servo Gehazi, e a un certo punto arriva un esercito intero, un esercito di Siri che vogliono andare a prendere, a uccidere il profeta Eliseo. E Eliseo, quando sente il rumore dei cavalli che arrivano dalla pianura, no? Esce dalla casa in cui si trovava lui insieme al suo servo. E il suo servo Gehazi, quando vede questo esercito grandissimo che stava andando, marciando contro di loro, inizia ad avere paura. Dice: questa volta, Eliseo, non c'è scampo per noi, questa volta ci ammazzeranno, questa volta non c'è via d'uscita, che cosa faremo? Eliseo, tutto tranquillo, dice: Gehazi, ma non vedi che quelli che sono dalla nostra parte sono molto più numerosi dei nostri nemici? E io mi immagino, no, che in quel momento Gehazi si guarda intorno e dice: ma Eliseo, frase molto ad effetto, però qua non c'è nessuno dietro di noi, siamo soltanto io e te, non c'è nessuno a combattere con noi, cosa stai dicendo? Eliseo in quel momento fa una preghiera e dice: Dio, concedi anche a lui di vedere, apri i suoi occhi spirituali. Gehazi si gira e dietro di sé vede un esercito infinito di angeli pronti a combattere al loro fianco contro i loro nemici.
Per questo vi dico, l'unica testimonianza biblica di come poter aprire i nostri occhi spirituali è pregare Dio che ci faccia aprire la nostra vista. Ho già parlato 1, 2, 3 settimane fa, non mi ricordo, che una volta io non spiritualizzavo molte cose, non vedevo la mano, l'agire di Dio in qualsiasi cosa succedesse. Quando poi ho fatto questa stessa preghiera a Dio, ho cominciato a vedere l'agire di Dio in ogni cosa. Ho cominciato a vedere la sua bontà, ho cominciato a vedere il suo controllo in ogni situazione. Se noi vogliamo cominciare a vedere che l'agire di Dio verso di noi non è terminato, che la sua bontà si rinnova nelle nostre vite, così come la stessa parola ci dice, quello che dobbiamo cominciare a fare è cominciare a percepire l'agire di questo Dio che è invisibile, ma che agisce per noi. C'è un passo meraviglioso quando Mosè deve portare il suo popolo, no? Il popolo di Israele fuori dall'Egitto. Mosè deve sfidare il faraone, no? E potrebbe avere paura del faraone, perché il faraone era il re d'Egitto, aveva in suo pugno la vita di Mosè come di tutto il popolo di Israele. Ma in Ebrei al capitolo 11 sentite cosa c'è scritto: per fede Mosè abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. È vero, Dio agisce in un modo invisibile. La sua bontà potrebbe essere impercettibile ai nostri occhi, e lo è ai nostri occhi carnali, ai nostri occhi umani. Per questo noi cristiani dei giorni d'oggi dobbiamo cominciare a mettere un po' di questo collirio spirituale nei nostri occhi per riuscire a intravedere la bontà di Dio. In che modo la sua bontà ci raggiunge? Noi possiamo vedere la bontà di Dio in ogni cosa. Noi possiamo vedere la bontà di Dio nel creato, che è qua fuori. Quando Dio ha creato i cieli e la terra per 7 volte nel libro di Genesi, noi vediamo che Dio dice: questo è buono, questo è buono, questo è buono. La sua bontà si manifesta nella creazione. Ma non solo lì, la bontà di Dio si manifesta quando Lui provvede alla nostra vita, nella provvisione che Lui ha per la nostra vita. Sapete, ormai quasi tutti quanti quello che è successo questa settimana a casa nostra, no? È stato un evento spiacevole. La nostra cucina ha preso fuoco finché io ero fuori di casa, stavo tornando dal lavoro. L'Andrea mi ha mandato un messaggio finché tornavo, anzi mi ha fatto delle videochiamate. Io avevo il telefono silenzioso, non le ho sentite. Appena ho visto le chiamate perse, gli ho mandato un messaggio, gli ho detto: guarda, sto tornando adesso. E Andrea mi risponde con un messaggino con scritto: la casa sta prendendo fuoco. Solo che dopo questa frase ha messo tre faccine, 3 emoji, ma di quella faccina carina, no? Che ha quella faccia commossa, sapete, con gli occhi che piangono, ma in un modo commosso, non in un modo carino. E io ho cominciato a pensare: ma chissà cosa starà succedendo. Ci saranno Benjamin e lì, avranno messo degli inni di fuoco pentecostali e staranno saltando per la casa, per quello dice che sta prendendo fuoco con queste faccine carine, o chissà, non pensavo niente di serio, no? Quando dopo le faccio la videochiamata per sentire cos'è successo, ho visto la sua faccia terrorizzata. Quando ho visto la sua faccia sono partito ai 150, non è vero, entro il limite di velocità per tornare a casa il più veloce possibile. E quando sono arrivato a casa ho visto la scena, la cucina non aveva più fuoco, perché in casa nostra è arrivato un nostro vicino di casa, un signore che abita davanti a noi, che ha aiutato a spegnere l'incendio. Ma noi potremmo pensare, no? Il Signore è mio pastore, come mai la casa mi ha preso fuoco? Il Signore è mio pastore, doveva proteggermi col suo bastone nella valle oscura, nella valle dell'ombra della morte, perché non l'ha fatto, perché ha permesso che questa casa ha preso fuoco. Quando però guardiamo con degli occhi spirituali rinnovati,
noi possiamo vedere un'altra cosa. Quel giorno quel signore che abita davanti a casa nostra non doveva essere a casa, perché lui ha un'impresa edile e lui esce la mattina, torna la sera, tutti i giorni della settimana. Quel giorno la casa ha cominciato a prendere fuoco, l'Andrea ha cercato di spegnerlo finché lo spegneva, ha mandato fuori i bambini. Benjamin ha cominciato a gridare aiuto, 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 e questo signore inspiegabilmente, o potremmo dire per bontà di Dio, era a casa, non era andato a lavorare proprio questo giorno. E subito lui, vedendo la difficoltà, è entrato in casa nostra e in 2 minuti è riuscito a spegnere tutto il fuoco. Se non ci fosse stato lui, quando io sarei arrivato a casa, chissà cosa sarebbe successo, chissà come la cucina sarebbe stata, forse la casa intera avrebbe preso fuoco, l'Andrea non voleva neanche uscire per non lasciare che tutto prendesse fuoco, e sicuramente, molto probabilmente sarebbe stata molto molto male, poteva ferirsi, poteva intossicarsi di più, non sappiamo quello che poteva succedere se Dio non fosse stato buono con noi e avesse permesso che quel signore quel giorno sarebbe rimasto a casa. Fratelli, se noi guardiamo la nostra vita e la compariamo col Salmo 23, ma la guardiamo con i nostri occhi carnali, forse potremmo dire: dov'è il nostro buon pastore? Ma se noi cominciamo a guardare la nostra vita con degli occhi spirituali, allora noi lì riusciamo a vedere il buon pastore. Lì riusciamo a vedere che niente ci manca. Lì riusciamo a vedere che noi camminiamo in pascoli verdeggianti, perché non ci fermiamo neanche a guardare quel pascolo finito, non ci fermiamo neanche a vedere quell'acque molto mosse. I nostri occhi saranno puntati su ciò che di buono Dio sta facendo per noi. I nostri occhi saranno puntati sul pascolo verde, i nostri occhi saranno puntati sull'acqua tranquilla, i nostri occhi saranno puntati sul suo bastone. La sua bontà si dimostra quando Dio risponde alle nostre preghiere. In questa settimana abbiamo innalzato come Chiesa tante preghiere sul gruppo degli uomini. Quasi ogni giorno c'era un argomento, un tema di preghiera. Una sorella che è stata male, un fratello che stava molto male, un bambino che doveva essere operato. Abbiamo ricevuto tante risposte a tante preghiere. Dio è stato buono, Dio ha compiuto un miracolo nella vita di Suellen, di suo papà, che era vicino a non esserci più, ma Dio ha compiuto un miracolo e oggi sta bene. Dio ha compiuto un miracolo nella vita del piccolo Pedro, che sì, dovrà ancora essere operato, ma sta bene, oggi sta bene. Dio ha compiuto tanti miracoli in mezzo a noi. Però è vero, tante preghiere che abbiamo fatto sembra che anche non siano state risposte. Sappiamo che in questa settimana una persona per cui abbiamo pregato ci ha lasciato. Noi abbiamo pregato, sì, abbiamo pregato per un miracolo, abbiamo pregato per la guarigione. Perché allora non c'è stato il miracolo? Sapete, c'è un qualcosa che è ciò che di più grande, è ciò in cui di più grande noi possiamo percepire la bontà di Dio. È la vita eterna. La vita eterna è ciò in cui più di tutto noi possiamo percepire la bontà di Dio. L'Apostolo Paolo dice: se è solo per questa vita che noi speriamo in Gesù, noi siamo i più miseri tra tutti gli uomini. Se è solo per quello che stiamo vivendo oggi, se è solo per una guarigione oggi che noi speriamo in Gesù, noi siamo i più miseri tra tutti gli uomini. Ciò per cui noi dobbiamo sperare è ciò in cui più di tutto si dimostra la bontà di Dio. Si dimostra in un modo così grande che Dio è così zelante verso questa bontà che ha mandato suo figlio per morire per noi affinché noi potessimo raggiungere la vita eterna. Dio è così zelante verso questa sua bontà che Lui sempre ci dà un'altra chance, un'altra opportunità. Una delle canzoni che hanno segnato la mia conversione, oggi parliamo della mia conversione,
È una lode brasiliana che si chiama Ultima Chance. La cantava Etto una volta in chiesa, anche l'Andrea la cantava, il gruppo di lode di una volta. E quando cantavano questa lode, Dio ha cominciato a parlare a me. È stata una delle lodi che mi hanno portato alla conversione. Dio, dammi un'altra opportunità. Noi abbiamo vissuto questo lutto questa settimana, ma il modo in cui questo lutto è arrivato, io credo che sia qualcosa in cui noi possiamo vedere la bontà di Dio. Questo fratello che oggi non c'è più è stato ricoverato in ospedale quasi un mese fa, e finché era in ospedale per un problema al cervello che ha avuto, finché era in ospedale lui è morto per 20 minuti. Dopo 20 minuti la nostra sorella Goia, sua cognata, stava pregando per lui, non ci stava con questa sua morte. Ha cominciato a pregare, a intercedere. Dopo 20 minuti questo fratello è risorto, è tornato in vita inspiegabilmente. Dopo 20 minuti che era morto è tornato in vita. E i medici subito hanno detto: ma non stare così felice, perché dopo 20 minuti che è stato in questo stato sicuramente non sarà più quello di prima, non riuscirà a parlare, non capirà niente, avrà perso la memoria, avrà un sacco di conseguenze. E invece non ha avuto nessuna conseguenza. Dopodiché questa persona è rimasta in ospedale per altre settimane, e in queste settimane noi sappiamo che la nostra sorella Goia ha parlato a lui dell'amore di Gesù. L'altro giorno abbiamo saputo che è venuto a mancare. Però in tutto questo noi possiamo vedere la bontà di Dio, perché se noi speriamo in Lui per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri tra tutti gli uomini. Ciò per cui noi dobbiamo sperare è per la vita che verrà. Questo fratello ha sentito parlare di Gesù, la sua bontà lo ha raggiunto, e io credo che lui possa aver accettato Gesù nel suo cuore e oggi vivere la promessa della bontà di Gesù, della vita eterna. Ciò per cui anche noi dobbiamo sperare. Se noi ci aspettiamo che la bontà di Gesù ci possa raggiungere o ci debba raggiungere solo qua, stiamo sperando male, fratelli. Noi dobbiamo essere come Abramo, come Giacobbe, come Isacco. C'è scritto in Ebrei 11 che hanno camminato come pellegrini e forestieri su questa terra, dichiarando che erano stranieri, dichiarando che loro non appartenevano a questo mondo e che aspettavano una patria migliore, la patria celeste. E per questo motivo Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio. Oggi noi sentiamo parlare del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Perché viene chiamato così? Perché Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché hanno aspirato alla vita eterna, hanno aspirato alla patria celeste. È in questo che noi dobbiamo aspirare, è lì che noi dobbiamo riporre la nostra speranza, è lì che veramente si manifesta la bontà di Dio sulla mia e sulla tua vita. Non è in quello che noi viviamo qua, è in quello che noi vivremo un giorno. È lì che noi possiamo dichiarare quelle ultime parole del Salmo 23. Certo, beni e bontà mi accompagneranno ogni giorno della mia vita e io vivrò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni, o meglio, per l'eternità. È lì che noi possiamo dichiarare queste parole, quando noi affidiamo la nostra vita eterna a Gesù. Ho cominciato questa parola, posso chiederti di alzarti in piedi? Ho cominciato questa parola con una domanda che ci fa Davide nel Salmo 116. Davide ci dice: Davide chiede così: come potrò ricambiare la bontà che Dio ha mostrato verso di me? In che modo poter ricambiare questa bontà? Davide
ci svela questo segreto nel versetto dopo. Come poter ricambiare la bontà di Dio verso di noi. Io alzerò il calice della mia salvezza e invocherò il nome del Signore. Vuoi ricambiare la bontà che Dio dimostra verso di te? Innalza il calice della tua salvezza. Innalza la bandiera della tua salvezza. Mostra a tutti che tu sei un salvo. Mostra a tutti che c'è salvezza per questa umanità. Mostra a tutti che c'è una vita eterna da poter vivere. Mostra a tutti che la bontà di Dio si manifesta appieno nel sacrificio che Gesù ha fatto per noi, affinché noi vivessimo la vita eterna. Amen. C'è una storia che ho già raccontato in passato con cui voglio terminare. Probabilmente qualcuno di voi l'avrà già sentita, l'ho sentita da un predicatore brasiliano diversi anni fa. È una storia, non so se sia reale oppure no, che dice così. Un giorno una radio evangelica ha deciso di, nel suo programma, citare il Salmo 23, leggere il Salmo 23, il Salmo del buon pastore. E hanno cominciato a fare delle audizioni, hanno aperto le audizioni, tante persone sono andate per leggere questo salmo in radio, sono andati artisti, sono andati attori, persone con una buona dizione, insegnanti di dizione che parlavano bene. Poi in mezzo a loro si è presentato un vecchietto, un signore anziano, che ha cominciato a leggere il salmo. E finché questo signore leggeva il Salmo 23, le persone che lo stavano ascoltando, che dovevano decidere chi avrebbe letto in pubblico, hanno cominciato a piangere. E anche questo signore, finché leggeva, stava piangendo. Quando poi hanno fatto la decisione, hanno scelto per questo anziano signore per poter leggere questo salmo in radio. Ma sembra che degli intervistatori sono andati dai giurati, no? Da quelli che decidevano, e gli hanno chiesto: ma come mai avete scelto per questo signore? Sono arrivati attori, sono arrivati insegnanti, persone che parlavano bene. Questo signore malapena sapeva leggere, non parlava mica bene, non è stato quasi neanche bello da ascoltare. Come mai avete scelto lui? E i giurati hanno risposto così: sai, tutte quegli attori, quelle persone che sono venute a leggere il Salmo hanno dimostrato che conoscevano il Salmo del buon pastore, ma questo anziano è stato l'unico che ha dimostrato di conoscere il buon pastore del Salmo 23. Fratelli, Dio ci chiede: provate e vedete quanto io sono buono per voi, che noi possiamo aprire i nostri occhi spirituali e così vedere ogni giorno la bontà e l'agire di Dio nella nostra vita. Amen. Amen. Signore Gesù, benedici, Signore, la tua Chiesa per mezzo di questa parola. Che, Signore, noi possiamo cominciare a essere una Chiesa con un occhio spirituale aperto a te, aperto al tuo agire, aperto alla tua volontà, aperto a tu che vuoi fare in mezzo a noi. Signore, che noi possiamo distinguere, sì, che possiamo distinguere, Signore, come tu agisci nelle nostre vite. Che, Signore, noi non veniamo a guardare ciò che ci accade quotidianamente con gli occhi carnali, ma che noi possiamo distinguere la tua bontà e il tuo agire ogni istante della nostra vita. Noi sappiamo che tu sei nel controllo di ogni cosa e che tu agisci nel nome di coloro che sperano in te. Signore, qua c'è una Chiesa che spera in te, qua c'è una Chiesa che crede in te, qua c'è una Chiesa che ti ama e che in te ripone la propria fede. Benedici, Signore, la tua Chiesa, continuando a moltiplicare le tue azioni e la tua bontà su di essa, e fai sì, Signore, che ognuno di noi possa accorgersi ogni giorno che tu sei con noi, che la tua bontà e le tue benedizioni sono sempre al nostro lato.
Per questo io ti prego, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Dio, ti amo, Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo fino alla sera, la bontà del mio. Ti amo, Dio, ti amo, Dio, la tua grazia non fallisce, i miei giorni sono nelle tue mani, dal momento in cui mi alzo canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tua dolce voce che mi guida in mezzo al fuoco d'oscurità. So che sei io vivrò la bontà del mio. Sei fedele, in ogni tempo, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo, in ogni tempo tu sei buono con me, in ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore. La tua bontà mi seguirà, Signore.
fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele. Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del tua mano così dichiara la tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Io mi allego a te, do tutto a te, io vivrò solo per te. La tua bontà mi seguirà, Signore. Amen. Vogliamo contraccambiare la bontà di Dio nelle nostre vite. Alziamo il calice della nostra salvezza e viviamo come salvati da Dio. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Possiamo accendere le luci, stiamo per terminare. Gloria a Dio che ancora una volta ci ha fatto vivere un adorarti meraviglioso alla sua presenza. Dopo non scappate via, ci sarà qualcosa da mangiare là fuori, roba brasiliana piena di aglio come sempre, per la gioia dei nostri fratelli. Amen. Dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni? William? Ha compiuto gli anni, no? No? Ah, c'è Cristiano, è vero, si può chiamare Cristiano, che ha compiuto la settimana scorsa, vero? Qualcun altro che ha compiuto gli anni l'ultima settimana? Guglielmo? Nessuno, mamma mia. Agosto, mese scarso. Anniversari di matrimonio? Ah, anniversari! Settimana prossima. Anniversari di cittadinanza? Amen. Allora alziamo le nostre mani verso il nostro cricco per pregare per lui. Sei d'accordo? Amen. Signore Gesù, ti preghiamo, Signore, per la vita di questo tuo figliolo cristiano a cui hai concesso un altro anno di vita. Ti chiediamo, Signore, che tu possa riempire questo anno con la gioia, con la felicità che lo contraddistingue, con la tua bontà sempre presente nella sua vita, ma soprattutto che la tua presenza sia sempre con lui e nel suo cuore. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Allora desideriamo questa stessa benedizione anche sulla vita di ognuno di noi, sulle nostre famiglie. Se vuoi fare così con le tue mani, non perché sia più spirituale, ma per ricevere profeticamente la benedizione sulla tua vita, chiedendo che la gioia del Signore, che la sua allegria possa riempire questa tua settimana, che la pace, che la salute, la protezione che viene da Lui possa essere presente per te e per la tua famiglia, chiedendo che la sua bontà possa essere visibile nei tuoi giorni e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio possa essere con tutti quanti noi, e come uno in Cristo possiamo dire Amen.